Amianto abbandonato fin dagli anni 60, quando questo materiale incredibilmente non era considerato nocivo. E l'acqua, che in occasione delle piene sempre frequenti viene rilasciata dalla diga, minaccia di trascinare ancora più a valle i pericolosi inerti. L'area interessata oltretutto confina con il Magredi, zona a speciale protezione ambientale. Non meno pericoloso l'inquinamento atmosferico, con le particelle d'asbesto trasportate dai venti, qui particolarmente forti. Ad oggi non è cambiato praticamente niente, è una situazione che è conosciuta da decenni. Stiamo parlando di abbandoni abusivi di amianto da parte di una ditta che produceva guarnizione di testate di motori, ma anche negli anni abbandoni illegali da parte di privati e aziende locali. Anche se la situazione è conosciuta dalle istituzioni e dalla stampa che se ne è occupata negli anni, alla fine pochi cittadini sanno, e soprattutto è veramente difficile rendersi conto della portata del problema finché non si vede con i propri occhi. Sono centinaia i cumuli di amianto, addirittura secondo la vecchia giunta regionale arriviamo a 430. Alcuni sono coperti da teli che negli anni si sono rotti, alcuni coperti da ghiaia, molti con il materiale che fuoriesce visibilmente, oppure amianto sepolto nel terreno che riemerge col tempo e che con i fenomeni alluvionali negli anni è stato addirittura trasportato fino a Vivaro, oltre probabilmente ad essere finito nelle falde. E questo su entrambe le sponde del torrente Cellina e in parte in zona ricadente all'interno del sito di interesse comunitario istituito nel 2013. Ci chiediamo tra l'altro come sia possibile far convivere un SIC e una zona speciale di protezione dell'habitat e della biodiversità con quella che probabilmente è la più grande discarica abusiva di amianto della regione. Nel 2007 c'è stata un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che imponeva alla Regione di intervenire per la messa in sicurezza, dato che il responsabile, individuato dalle indagini giudiziarie, nel frattempo è deceduto. Da allora, a parte l'asportazione di qualche cumulo e l'avvio di una molto parziale bonifica, che poi è stata interrotta nel 2014, veramente poco è stato fatto. Sicuramente non verificare lo stato dei teli di copertura. Noi comprendiamo che la soluzione non sia facile e che i costi di bonifica stimati siano elevati, si parla di almeno 20 milioni, però è scandaloso che di fronte a questa realtà ci sia questo immobilismo. Considerando che si parla del caso da anni come di emergenza ambientale che riguarda quindi ambiente e salute dei cittadini, la mancanza di risorse finanziarie non può e non deve essere usata come scusa, vista anche la facilità con la quale si spende una cifra simile per opere che noi riteniamo assolutamente inutili. Noi pensiamo che sia giusto che tutti sappiano qual è la situazione e ci adopereremo a tutti i livelli affinché si intervenga tempestivamente.